Peut-être. Là è Pocis, dove hanno girato un film alla seconda guerra Pocis. mondiale con due comici, Renato Pozzetto e l'altro si chiama Enrico Montesano, un film da ridere comico sulla montagna, dedicato alla seconda guerra mondiale. E hanno girato qua, praticamente hanno girato qua il film, di sotto. Là, sempre lì nei Pocis, hanno fatto E siamo praticamente dove? Nei Pocis? Pozis, Pozis. famoso paese, un piccolo villaggio dove hanno girato un film della guerra mondiale e dove c'è stato anche anni fa il raduno dei motociclisti di tutto il Ma mondo. tu scusa, c'è una chiesa? C'è anche una piccola chiesetta, sì. Ah sì. Là è stato commesso un omicidio, Ecco, hanno ucciso una polacca, una russa. ecco, sì. Dopo l'hanno seppellita, Una prostituta. no? Una prostituta. No, non è prostituta, era una donna così, che è una compagna di uno che aveva le pecore. C'era Ecco. formaggio, dopo no, hanno litigato e l'ha uccisa e l'ha sepolta nel terreno. Dopo sono venuti a sapere, dopo un po' di mesi, che era sparita, che hanno fatto le ricerche e hanno trovato che il corpo era lì. E dopo hanno dedotto che il colpevole era suo marito, era il suo compagno, quello che faceva E ha formaggio. fatto 10 anni di... Carcere, a Tolmezzo. Adesso in libertà, no? Mi pare. Sì. Sì, hanno fatto anche un libro. Hanno fatto un libro su di lui. Aveva il tumore all'ano lui. Mm? Aveva il tumore all'ano lui. Il? Aveva un tumore nell'ano lui. Nel? L'ano nel sedere. Ah sì? Ah, guarda, dopo l'hanno curato e è venuto su qua. Lui era un famoso pilota di sidecar, da cross. È un campione europeo era diventato lui, quando era giovane. Sì, sì. Perché l'omicidio, le cose, come si chiamava? Non lo chiamano lì era campione di sidecar, di motocross. Si chiama.